Lo so, lo sapevi? Si può entrare? Ah, venite appena, venite. Io non ti regno per stasera, si può mi vuole dare un colpo in mano per scaricare. Un colpo in mano può dire, allora. Un colpo in mano per scaricare. Volentieri, 2 secondi che ci cacci mi No, no, ma io ti cacci tu. Dove sei Io ci cacciamo. Non sta lettura. Vai, cacciamo. Ce l'ho che per cacciato via legna. Andiamo, così stasera ci scaldiamo. Festeremo a Sant'Andria. Era stato un bel aprile, mentre che la stantarava sola verdi caranine ad un teso una donata come un colpo di pulire. Un ti diedi sti contorni a ci recala ma compagna quando la gente è ferita oh sgulatti e diosi ragna. Sono stato prima in Algeria, da 59 a 72. E mi ci sono maritato e ci ho avuto i miei figlioli. I miei maschi, i miei femmine andavano in Corsica, ma abbiamo campato in Algeria. E dopo sono giunto in Corsica e in 73 ho aperto una scoluccia, che se ne è parlato, una scoluccia di vacanze, che andavamo a paesi con i zitelli. Sono cresciuto in quei villastrocche, le canzoni e i poemi per i zitelli. I primi iscritti sono stati in una rivista Rigiro. Sono stato 2 anni insegnante a Troyes e il sabato me ne andavo a Parigi. E andavo a trovare Pasquale Marchetti e a Domenico Antonio Geronimi. Ci trovavamo al caffè Montparnasse e io era domandatore, sono stati i miei primi maestri. Per la scrittura del corso, hai assai certezze, tanto ragiono e mi si paria Isabè. E così gli ho avuto a mettere un po' d'acqua in vino e mi sono visto che aveva tutto imparato. Allora, ma più diverso mi che erano a capo di tanti affari che pigliavano il tempo da aiutarmi, mi ha fatto assai piacere, assai riflettere. La rivista Rigiro gli ha aperto in U, mi pare, una strada importante. I primi iscritti zitelli accanto a quelli mai figurano nella rivista Rigiro. E questa rivista, quando ci penso, c'era la critica letteraria, c'erano i poeti che scrivevano, c'erano chi scrivevano la prosa. È stato un momento appassionante. Poi si sono avvicinati i cantaori. Allora, so che scrivia, io lo canticchiavo sempre perché per me il canto è un ritmo cantato va con la scrittura. Dunque, sono avvicinati i cantaori, quelli della Villetta sono venuti a trovarmi e io ho lavorato appena con elli, e poi con Tavagna, e poi dopo con questi cantaori, mi è peruca il fuccio, appena un canto popolo corso.
Antonio Giosi, che conosco poi 30 anni, che si è interessato a ciò che scrivia, che ha cantato perché uno di poemi che ha scritto, e poi, con i Mufrini, mica solo per i Zitelli, ma ha scritto parecchie canzoni per i Mufrini. E sono pochi anni che non lavoro con Ferì, allora con Ferì è stato un lavoro più approfondito, un'altra relazione che ci può essere tra la poesia e il canto, e la musica, la melodia. Questo è un lavoro assai più riflettuto. Siamo di sto paese, ci volemo grandare, siamo di sto paese, ci volemo amare, siamo di sto paese, ci volemo cantare, siamo di sto paese, ci volemo cantare. Vince per rumore fiume unità, vince per rumore fiume unità, vince per rumore fiume unità. Ogni duca qualche lido, due lusi campa verdi, a usare le scale spugliati, si di l'isola paradiso. La mia strategia era di avvicinare il più possibile a gente di un popolo, di Avasa, e poi così qualcosa escia di più rifinito, di vedere se lo si poteva portare a fine con gente più specializzata, che elli tanto avevano lavorato in scena, in studio, o nei luoghi in cui trovano tutti gli argomenti e tutto il materiale per fare ciò che chiamano un prodotto finito, un scagnino, un dischetto, un spettacolo. E io sempre cerco, anche quando si unisce a si finale così, di essere presente. Mi sono interessato al lavoro che si faceva in studio, mi sono interessato all'organizzazione generale dello spettacolo, e qua quando ho lavorato mi ha passato piacere, perché non c'è mai stata opposizione, non c'è mica stato per esempio un discorso no, qui siamo noi, tu non da faccio. Visto che io mi metti a palese e a nulla per tutto, dove lavorava, non c'era mica nemmeno una strategia per imparare qualcosa e per approfittare nuovo. Da bene. Era 75, tanto mi aveva dato, tanto ho scoperto un poeta. Ho scoperto un poeta di prima trinca, ho scoperto testi luminosi, testi magnifici, che ogni parola, e questa forse io Antero Murocchi, che ogni parola che tu ti scegli, ogni parola popolare, ogni parola corsaresca, dare la parola c'è subito a fiora, non ti uso scalone di pietra matticciosa, cotopre frigiuleia e sole di pilogna. Uso scalone di pietra matticciosa, ottobre frigiuledia a sole di biognu. Zitta verdi lumare, silenziosa e pensosa, a mamma lascia correre, lontano l'uso sogno. È un uomo generoso, e questa è la prima qualità di un uomo e di un poeta. È un uomo sincero, un uomo che non ha mai scagliato nelle sue idee e dans sa démarche à la fois d'homme, de poète et d'enseignant. E lui ha sempre tracciato avec bonheur, je dirais. È un uomo che ispira confianza. E poi, dice Giù, è un mio fratello. Per i Zitelli c'era qualche nonna vecchia, ma non era stato fatto nulla, e gli è stato a tempo un piacere tanto al mondo,
è qualcosa da assai difficile, perché per i Zitelli non si può mica trattare, né portare soggetto e né portare gumo. Ci è potuto dunque a creare canzoni, villastrocche che riguardano il mondo zitellino e che a tempo non si dicono mica con la modernità. Allora, questa si è fatta. Le villastrocche sono state pubblicate da UGDDP di Bastia, ci aveva lavorato Gian Francesco Bernardino, e poi con lui e con Giacomo Mugliera abbiamo fatto 2 anni di animazione che hanno dato nascita ai Whisky, ai Campemici, ai Zitelli. Allora, la scrittura per i Zitelli era diciamo professione, quando sono giunto un corso che era istitutore, dunque avevo praticato già a maniera in lingua francese, ma in corso ci a creare. È stato un viaggio a tempo difficile e appassionante. E poi dopo un altro dischetto si è fatto con Ferì, comprare Zitelline. Allora, Zitelli corruvamo nella soci organizzati e che noi facevamo lavorare in Loreto, in Fulelli, in Bastia, abbiamo aperto anche una scuola, un appartamento in Bastia durante un anno, con Francesco Magdaniel, con Giacomo Mugliera, con Domenico Galè, che venivano a aiutarci. Così c'è stato un scagnino, non abbiamo mica avuto una fine, c'eravamo un disco, un pubblico, ma facendo è stato un lavoro che ha aiutato assai. Allora, oggi c'è una canzone. In appoggio all'insegnamento fatto nelle scuole c'è stato il centro di Loreto. Quando ho aperto il centro di Loreto, i miei colleghi, era già ritirata io. Questo l'ho fatto un più sul lavoro, era ritirata, ma ha aiutato a aperto un tempo per mettere in piazza questa struttura. E poi ho continuato a insegnare questo fino a quest'anno. Il paese di Boro, l'avete visto? Qual è che ha visto il paese di Boro? Ah. Quando il corso non era mica offerto e insegnato, Giulia ha domandato come mi ha mandato. A mettersi in viaggio, a fare la prova, non si può mica dire che sono mancate le formazioni, che le mancano le formazioni, che le mancano i mesi. Ma so chi c'è assai lavoro a fare, ma di un corso ci fanno una passione per poi riesce pienamente bene. E non si può mica aspettare tutto, né dallo Stato né dall'educazione nazionale. Io mi sono messo in accordo con la mia coscienza. Ho sempre fatto di più. Qualcosa accanto sia non a socio, sia nelle famiglie, sia nel mio paese. Ho sempre e poi ho continuato a istruirmi quanto buia in questa lingua e a riflettere quanto buia nei mesi di poter far imparare nelle condizioni più belle. Di questa che ci vuole, e questa passione che sti per riesce. Ma ne conosco, sai che l'hanno. E sono sicuro che ci hanno essere avanzate. E d'altronde, se non si era mica insegnato il corso, per quelli che dicono sempre il corso non si impara mica in scuola, se non si era mica insegnato il corso, qual è chi può certificare oggi che ci sarebbero tutti questi giovanottoni e sto mica la sommarità che trasmettono i suoi figli, che avrebbero potuto parlare. A scuola, puntello essenziale, mica lo so, ma è un puntello essenziale. E ci si fa da un lavoro reale e magnifico, e fondio. E quelli che hanno insegnato i poi parecchi anni a sanno, che hanno potuto avanzare e progressare nell'insegnamento. Allez, arrivière. O lamento de uvo, de Juan Pernambuco. Gira o fogo de um forno, de noite come giorno. Gira o fogo de adilha, conto come de família. Na verdade, o coto pane, na verdade, os carado mano, na verdade, o coado amore. O vôpulo que lhe estava ao lado, perché aver os fanichado? Senza ele usou fogo a sguardo, scatenato.
Le mance bell'orte, fiolo di lodo e guardi alla morte. Quando picciu sentite stride di astrage, ladri, rendite loro vogu nesogase. Ci uemo do fatto che diventeremo dirà maestro. Dunque già sai, in tutta la sua scrittura che ha fatto dei idei, si sente tutta questa pedagogia che esiste. Dunque noi ci ne uemo, per esempio, per esiste, profitiamo di festa e mame, ben truce una canzone ante e mame, o per Pasqua, o per Natale, ci uemo, tutti questi scritti sono stati fatti così, e le idee li piace assai su questo aspetto così, perché è una scrittura linda che tocca assai le idee e può non parte così a cantare o a dire una poesia. Mudò qui yugi, dunque esiste, ma mudò qui nu quarte e terze. Perché diventeremo è forse uno dei soli che tocca in maniera precisa se da così. E mi lavoro durante quando tu balli, perché rappresentava qualcosa di importantissimo per noi. Oggi potremmo dire che possiamo guardare di maniera assai moderna, scusate, non una musica e parole nostrane. Dunque, diventeremo già fatture imparare dai idee che la lingua corsa può esprimere in noi a gusti di modernità, di apertura e di spanamento. La vita è corta e un tempo non aspetta, e un tempo non aspetta. Lasciare lontana c'è una balla Per esempio con Feria abbiamo fatto un lavoro approfondito appena di più la relazione che ci può essere tra l'arso tradizionale e la poesia cantata e la canzone di varietà. Sono tre strategie differenti, ma lui è capace di realizzarne le tre. Parecchi capitoli sono nati a realizzazione della lingua di qualcosa di difficile in musica, perché ci la scopre tutte le maniere di incatenare parole, non da aggiustarle in una melodia e di realizzarle il più possibile avvicinate alla lingua parlata, ne so chi si sente. C'è dunque tutto un lavoro a fare, non la pronuncia, c'è tutto un lavoro a fare di coordinazione tra i ritmi della lingua e la melodia, di maniera che non sdighi mica. E questa domanda assai riflessione e assai lavoro. Allora, qui come c'è due e dieci. C'è due e dieci, un qualcosa. Non c'è mica che gente che fa ceneschi lavorano con me, c'è gente che lavora con me perché gli piace cantare e insieme scrivo una canzone, e un testo di casa, se gli mi mandano un punto appena difficile a realizzare cantando, un lavoro e un metodo a portata, questa gli è sempre fatta. Allora sta con Caoro. Sarebbe tutto qui. La conca ora è tutta qui. Poi la piaglia. E dopo un po' di alate con l'acciso ai paesi. Santo Pedro. Santo Pedro il primo, qui Santo Pedro il primo, non t'ha ritta. San Gavino. Benevata la tratiada Auril settembrino Salomina contrada Di già gelosi in fiore per una notte
te barrada. Se sa bellezza chi mi ha dato un'ispirazione per scrivere questa canzone, ma ho parlato con Angela, il soggetto era interessante, e ci voglio bella io. E cugia con caru, coi mazzolincesi, mi ne voglio empierocchi di suoi paesi. L'amore con la passione stasera coi palesi. Ma ricompensa a me, di chi a me va qualcosa, sono un luogo, faccio con la lingua che è una lingua moderna, ci trovo una soddisfazione di essere vivo e di respirare, di questo, e poter dire forse, guardate, si può fare, ma io l'ambestissi assai tanto terreno, io la vicina assai gente, io non è mica a giocare ai sapienti, io aveva capacità di adattazione a quelli che facevano un sforzo. E sicura che dopo c'è una serata in dove mica giremo artisti, ma la gente del popolo cantano tutti insieme e ballano anche un giro a un fuoco, in un caffè o in una scena. E se ci sono le canzoni, certe canzoni che ho fatto io, e volete che non sia contento, e sicuro che sono contento, è una ricompensa. Con caru, discesa le lontane, chi ha vita fresca e sana, ci creschino domani. E chi canto d'amore salti a suono i campane. E chi canto d'amore salti a suono i campane. La mia lingua è una lingua di un popolo, non è mica una lingua accademica, ma quando si fa un testo che vuole che lo sia rivenuto, si cerca a mettere la lingua più precisa possibile, posto che adesso è intesa la lascia. Ma che qualche volta c'entri la parola, mica diceremo troppo precisa, non facendo nulla questa, è tutto un insieme che avanza. E la scelta si verrà piano piano e la gernigliata si fa fuori a misura che la si avanza. Non è mica vanità di perfezionismo della lingua o di essere un poeta o un scrittore alta fama, no, non è mica questo. Mi interessa la comunicazione, lo scambio e a strada si fa e per strada si lampa le sonne. Ho scritto questo testo, ma ci vorrebbe una scuola. Forse può andare così, se no bieremo. O testo si chiamerebbe Ambestiva. Allora, mica... sai dove li vanno a besticare, sempre perché sai abico, la caccia che li facevano sai abico.
questi ci sono i luoghi, no, sono mica mintati i luoghi, ma non la senti, sai, C'è tutte le buste così. fondo, o Marco, tu sai come si chiama sotto a sei apico? Casciana. E abbiamo fatto 4 sistine, 4 strofe. E ogni verso, ogni filare, piuttosto a 8 piedi. Si chiama le sistine ottonarie. Abbiamo cantato un tradizionale. Ti ne ricordi quando dittino Appena me la ricordo, ma mi provo a Aveva pensare un subito. verso particolare. Come dice questi allora? Si tu senti lo corsino, quello che all'abbaglio secco, fa puruli bassi doppi, sino a domani si secco. Si lecco perché cantando. E perché? Non la Perché posso gli mettere lecco? io. È molto. Ma perché? Poesia corsa non ammenta mica che i piccoli fatti quotidiani. Ammenta la storia della Corsica, ammenta la vita familiare, ma ammenta i stragi dell'uomo nel mondo, nella natura, nel luogo dello campo, satirizza ai giughi, ai grandi, aveva cominciato a essere pubblicate poesie corse con quelle poesie sarde, forse umane e troveremo in queste riviste vicino al francese, pigliate in conto all'editore che spergiano assai. Poesia corsa vale conto tutte le poesie, la poesia stessa non ha mica frontiere, gli ho fatto poetico che dice a bene, a gioia all'uomo, i suoi sogni, e dunque quello che scrive in corso non ha mica pensiero a di essere una poesia inferiore a quell'altra. Joan Teramo è un poeta che dice l'esse popolare corso, dice nelle sue poesie i sogni e speranze, dice in un pubblico e un privato, con una bella armonia, e le sue poesie sono spudiche, spesso a stronde a tempo che le si sentono si vedono, perché chi ha una verità di cose della natura. L'argomenti o i temi che lo tratta sono quelli di un paesano che alle picavoglie forse teme di subire un sradicamento e chi cerca l'associo, cerca l'aiuto, cerca l'appoggio per ritrovare un senso di comune. Mi si pare senza paura, tranquillo. Un mi torna? Fai una settimana. Un mi torna? Una settimana. Ma a che usetti? Si vede che sono castagni che hanno dato que. Castagnoni. E il principio è andato attorno, perché a Montuato non davano quasi più nulla. E dalle 9 cominciano a andare un po'.
Ci sono castagni che hanno più di parecchi secoli. Qui ce n'è uno che, aspetta, dicono che l'ha 1000 anni, vedi, quello qua, io dicono che l'ha 1000 anni. Ah, su russo, quello. Sì. Ah, meritavano proprio una canzone. Allora, la canzone l'hai fatta tu. La ricantiamo. La riproviamo. Dalle righe fonde sino a tu cacci mali. Mi sento sangue pesto e membri immaculato. Eppure non ti voglio portare a tribunali. Un si lampa e stemme a che è stato ingannato. E tu sei esposto a sente la mia chiama e di tutto che corre un resteria in bramma. I demma sono miracoli, i demma, ma ce n'è uno che ha vasa di tutti, che è l'isola, è la Corsica. La Corsica con il suo mare, con le sue montagne, i suoi fiumi, la sua gente, le sue case. Pigliato su tema generale, dopo gli altri si staccano. E ci sono chi sono predilitti. So io per esempio il tema della casa, che è uno dei temi più che mi piace, perché le case di Corsica, i suoi paesi, e poi c'è la casa annalpellata, che tutto il mondo ne sonniglia. La casa è quella che dà un respiro alla famiglia, di gente che ci uniano, dove si organizza la vita, che dunque questa casa fraterna. Dappertutto dove ci può essere vita di gente, sono interessato e così trovo l'argomento per sviluppare certi sentimenti, la vicinanza, la fraternità, ma chi dice gente dice in un contrasto ma c'è un amore, allora l'amore è un tema assai importante. C'è l'amore ai suoi, c'è l'amicizia, e poi c'è l'amore passionale, c'è l'amore che riguarda un coppio, con le sue riuscite, le sue sfatte. Ti do vita, un eso che scappide, che stundarele a rubata i giorni. Ti do vita, un eso che contorni, speranze i ridorni, o gusto i veride. In fondo di ridoci, regula bene riente. A te di sempre caro, serra di vivo e attente. E come ti la prova, sta scelta di vita nuova. Ora mettimo la prova, la scelta di vita nuova. Arrivava appena sono vestita. E capre con te cacce l'abitudine, upa! E chiedi. Noi studiamo tutta sta gente. Era un passaggio che era uno per lui. Quando è filato un castrato dopo, un castrato un bociava, aspettava tranquillo.
Gira che non faccia castanette. Sotto il medio del noi. Cosa non fa? Non mica in castanette, ma cosa in faccia. Sotto il medio magazzino. Io sono un campagnolo, sono cresciuto in una famiglia di pastori, dunque mi piace avvicinarli, sempre andare a riscontrare di quelli che so, sempre in montagna, chi ci passa la sua vita. E tutto si intreccia e si sbuglina fuori a misura così. Sta male per loro? Io un mondo mi faccio Domenico Rini ad Caposola a tutti i animali. Hai visto che sta una cosa di intera? Onde i capretti, sorridono. E tu un po' di varo n'hai meno, tu, ma Roma. Ma ti campi quella che ogni tanto tu ti cantato canzone. Prima di andarci in colazione sarebbe qualche tua gigante. Oggi cantiamo, ma piano piano. Anche sottovoce. Basta con il giorno ci vengo corsi sana. So andato e so voltato non da più ma lontana. Picchia burro tu, leone, tira burro tramontana. Un corso, quale è un corso che non è per tutto? Allora, le partenze. Quale è che non è ritornato, con ha sognato di ritornare? Allora, i ritorni, ma i ritorni facili, i ritorni piacevoli, ma i ritorni nu, crudi, qualche borta definitivi per esserci interati. Tutto questo mi porta a calare qualche porta a scrivere. Ondula per porti e peci da doni, giorni e settimane. Rimiratore con cattedrali, palazzi reali. Ogni luogo e ogni opera umana, ritrattagli e metterli in collana, fa fruista, stonde sediate, le mosca fa. E resta assai vicino di ciò che è permanente, ma non vuole mica che non parlo mica del passato, non lo glorifico mica, ma il passato è importante, c'è il passato storico, allora ci sono idee che accennano la storia c'eramo passata, l'andana, di un vecchio regime, dell'anziano regime, e poi anche la storia moderna, di Corsica e di attualità. Allora questi sono temi trattati che sono canzoni che in generale una volta passata all'attualità anche le poco a poco smariscono, ma non è mica importante che una canzone durghi. Sapete, nanta un numero straordinario di canzoni, quanto ne può restare una uie, perché chi pensa che le sembra che ne resta, non è mica questa che mi guida. So chi mi guida è di trattare temi che sono presa in retta con la vita e gente, e che a un momento dato poi non piace o poi non chiama a qualcosa, e non ha mica frontiere di suo punto di vista. Quando li ne parleranno e lo paese di loro. E ho inteso sempre cantare i miei, Geremo, e anche senza aver fatto studi particolari in tanta versificazione o ritmo di un canto corso, ci esistono autonari che a base di composizione di un canto tradizionale, Geremo. Ma so che c'è, e che forse non è anche stato investigato abbastanza, e che dentro a sé forme che parano visse, c'è un'infinità di possibilità. E la canzone
una maniera particolare di dire la lingua e di so che dentro a se forme così. Allora, le forme sono mica grancate, a condizione di sapere che dentro c'è la possibilità di far giocare le parole, di fare che le si chiamino, che le si rispondono e che se ci si aggiusta una melodia. Allora sapete che qui e poche note a gamma si può fare un'infinità di melodie e è così per la lingua. Ma le società avanzano in noi. E a Corsica è un mondo, non è mica un paese grancato. Dunque tutte le forme nuove a me mi piacciono, mi interessano. Quando leggo un poema o sento una canzone ritmata, altrimenti che un ritmo tradizionale, so attente e ci trovo spesso un piacere che cerco a sentire l'affare cantati e l'affare musicati. Allora non so né chioso né troppo aperto, so sempre in passe bene da un tradizionale a un moderno e cerco di fare una sintesi in una canzone che scrivo e quando travaglio una melodia. Vabbè, come mi fa resistere a questa ora qui? Che è Gian Francesco? Gian Francesco, sei tu? Vieni. Buonasera. Ah, bravo. Salute. Buonasera, Suanotto. Buonasera. Allora, faccio freddo? Ah, vabbè. Sì? Si secca. Si secca. E mo tu starà tanto a giugno, allora. Studiato, mica troppo benissimo, no? No, vabbè. E allora, sa canzone a un palco? La sai a vappo? E allora, la ci canterai. S'era stato una sciagura, un colpo di rada laggiù, il suo colpo di fucile mi rimomba sempre in capo e smarì e campo in mezzo fiato e smarrita la mavalca e campo in mezzo fiato. Che emozione, che bella canzone. Allora, Jacopo Santoversini, ho vissuto che lui era un poeta che mi era piaciuto assai. È morto nel 1921 in Ajaccio, aveva 55 anni. All'età che la istitutori piano la sua ritirata, non mica potuto essere ritirato, è morto. Era lavorato in insegnamento privato, aveva cominciato l'insegnamento pubblico e poi era passato all'insegnamento privato. Un poeta assai istinto, ha fondato la Cispra con un altro istitutore, Saverio Paoli, che è uscita nel 1914, una rivista solo, dopo c'è stata la Vara. E quando è morto, ho letto che non c'era stato un immo al suo funerale, non c'era venuto un immo, manco l'amico quelli con quali lo scriveva nelle riviste. Era regionalista, era assai avanzato, nella Cispra si parlava dell'autonomia della Corsica, non c'è venuto un immo. E ho detto, la faccio o non la faccio? La giusto durante un omaggio e ho scritto un poema Jacopo Sa. Jacopo Sa, adoro mera, oh quanto una sia ridustrave, in brama pure te muolatare, ciò che parì una chimera. Da sguardo
sa tutte loro amare. Oh, piagumusa. Sicura che sono io d'un umano anch'io, come tutti noi, ma uso un io e si usò le presente in permanenza nei demico sviluppo, nemico azzardo, perché chi penso che l'affare piano piano, quando sono riflettuti e ragionati, soprattutto ragionando, la canzone che io cosa lui nu, anche se le chiudo, non face nulla, si finisce per trovare una soluzione che conviene un meglio a tutti. E questo non si può trovare che in uno spirito di spertera, di idee avvicinate e una riflessione che porta a mettere la democrazia al centro di tutte le discussioni, di tutte le azioni. Tu che grande, allora, bene oggi. Coucou Katie. Oh, buonasera. Papà. Ciao papà. Buonasera. Ciao Fredo. Ah, vai, fai un freddo. Lei uova. Come c'è? Non sta male mio uova. Poi adesso abbiamo da a più alla striggiuta. Non già i gatti, L'hai lasciato tutto uno sacchetto. Cosa hai va su Paciò? Di casa, ci siete? Come c'è? A me, a dire la franca, mi dispiace un po'. Che non ha più mica cacciato altri braccioli, che uspanamente che è uscito 25 anni fa. Bon. E mi dispiace assai perché penso che è un poeta che merita di essere cantato, questo è sicuro, ma di non scritto, perché de Gerbelle, di Gerardio, penso che quello che sta nello scritto ha una specie di è più legittime, se lo si può dire, a quello che passa in una canzone. Non è mica vera e mi dispiace, ma penso che se lo cacciava di più scritti forse vorrebbe essere oggi tradotto in italiano, in francese, in inglese, perché è un gran poeta. L'autore sono quelli che pubblicano i libri. Io libri, ho pubblicato un libracciolo con l'Accademia Vagabonde che si chiama Spandamento. Dopo non ho più avuto forse poco tempo, ma soprattutto mica forza di fare un libro. Ma capace bene, mia. E poi, allora, autore di canzone, allora chi? Paroli, autore, testo, non so mica esattamente. Io scrivo, ma so che scrivo un poema, o all'ofo, ma so che sono nel registro della poesia, o debole budente, so che sono nel registro della poesia. E quasi tutto so che ho fatto di poesia è stato cantato. Allora, chi so, un autore, un poeta, un autore di canzone, un paroliero, e chi sono? So io chi faccio e chi dopo un lascio so che faccio, io uso verso e faccio sto. La notte va spambirente di lunghi, spambirente di lunghi. Quante avesse o viece con la fiumi, viece con la fiumi.
L'azione, anche popolazione militante è finita, con gli umani, 70 anni, non c'è mica sono tutta la vita. Penso che avete dato un po' qui là, ma non dico qualche azione così, se le domandate all'educazione nazionale, se posso essere io a Dio, yeah. Soprattutto la legge, tutti i libri come mica possono leggere. Vai a scrivere, questa vai a continuare a scrivere, appena di più che non l'hai fatta sino avanti. Ma sapete che la famiglia non si ne parla mica assai e mica volentieri, affari non tutte personali, ma vi posso dire chi so babone, e chi ma violini, gli fa bene umane, aspetto che li godino, sono gente di tutte le pensate, quei moviglioni. E se faccio qualcosa si erano lamentati perché tutto il tempo che io ho per la sciuga e forse è mancato appena niente.